Non ho ancora ricevuto nessun provvedimento in merito, quindi se dovessi riceverlo, a quel punto là saprò dove sarà discusso. Tutto tace dal fronte leghista, almeno per Marcello Bano, messo sotto accusa dopo aver espresso i suoi dubbi sulla scelta del candidato da opporre a Sergio Giordani alle prossime amministrative. Per Bano, però, è normale dialettica. Non sono polemiche, dire di preferire un candidato della Lega come Roberto Marcato, dove non è ancora stato espresso dal centrodestra nessuna candidatura ufficiale, e penso che faccia parte della normale dialettica politica esprimere un proprio candidato, soprattutto che è della Lega. Roberto è conosciuto e riconosciuto, ed è una figura di assoluto spessore. Dopodiché, se la Lega proporrà un altro nome, a quel punto là era giusto non dire la propria preferenza. 12 anni di militanza leghista, quella di Bano, eletto prima all'opposizione ed ora sindaco a Noventa Padovana per 20 anni in mano al centrosinistra. Un tempo, ci dice, erano le sedi locali che decidevano i candidati. Il territorio deve continuare ad avere voce. Conosco le regole che ci sono, è giusto rispettare le regole che ci siamo dati. Penso che sia arrivato il momento però di condividere queste regole attraverso i congressi. La scelta di un candidato, conclude Bano, deve essere fatta con molta attenzione. Deve essere un candidato, secondo me, che possa vincere. E allora io consiglio, come è stato fatto a Noventa Padovana, di fare un sondaggio sulle varie candidature e dopo proporre chi ha più possibilità di vincere. Perché a me non mi interessa che sia della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, Civico. A noi serve un candidato che sia competitivo e che possa vincere.